C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati a Centro Anch'io. Tra poco il nostro proverbio in dialetto, ma prima insomma vi raccontiamo un pochino di guerra, sempre in pace noi. Una coppia di pistole conservate nel Museo delle Armi Luigi Marzoli, il museo della nostra città. Ecco una coppia di pistole con meccanismo d'accensione a ruota che riportano sulla piastra la firma di Giovanni Antonio Gavacciolo, databili al 1640, mentre le canne sono firmate da Giovanni Lazzarino Cominazzo e sono datate al 1660 circa, e quindi si tratta di un rimontaggio successivo. Probabilmente in origine gli elementi più antichi facevano parte di una parure commissionata per un principe spagnolo. Di nuovo qui con Centro Anch'io, prontissimi per iniziare col proverbio di oggi. Le mei da che trema. Lo chiediamo ai clienti della prima gelateria sotto zero Roncadelle. Nicola, fortissimo, un'istituzione a Roncadelle. Tu capisci un po' il dialetto bresciano, Nicola? Sì. Bravo. Le mei si da che trema. Che significa? Che è meglio sudare che tremare. Cioè è meglio aver caldo che È tremare. meglio avere caldo che tremare. Bravo, Nick. Tu sei un tipo caloroso oppure no? Sì, è caloroso. Perché hai il calore dell'amore dentro. Sì. Sei innamorato. Dentro. Lo sappiamo, Nick, Basta guardare Facebook. Ciao. Ciao a tutti. Senta Maria, le mei si da che trema. Che significa questo? È meglio sudare che tremare. Brava, ovvero, cioè? Ovvero è meglio, pota come sapete di, è meglio sudare Prego. Lei preferisce l'estate o l'inverno? l'inverno. Quindi le mei trema. No, perché mi tremi mio. Io ho molto caldo. D'estate preferisco l'inverno anche se pago qualche cosa di riscaldamento, perché il caldo non lo sopporto. È meglio avere caldo, stare al caldo che stare al freddo. A questo punto si entra dentro, si prende il caffè e si va a lavorare. Non sta bene qua al caldo. Certo, 5 minuti non fa male a nessuno fare una I pausa. Caraibi, no? Che là c'è caldo. Hai voglia, ma manca i soldi però. Devi lavorare tanto per andare ai Caraibi. Dobbiamo lavorare però ormai con la crisi che c'è andiamo avanti qua in Italia. Grazie, ciao. Grazie. Alessandro col papà Stefano. Sì, ciao. Ciao. Tu sei di Brescia? No, sono sardo. Vivo qua da 19 anni. Da 19 anni, allora tra poco pronto per festeggiare il 20° compleanno. Belle sì, certo. Senti, ma in Sardegna si dice questo, le mei si da che trema? Sì, no, Si dirà in un altro modo, però tu questo l'hai capito, no? certo. Meglio lavorare, non lavorare che sudare. Al contrario. Mei si da che trema. Meglio sudare che tremare, giusto? Giusto. Tu preferisci sudare o tremare? Non saprei. In Sardegna al mare si suda. Sì, direi meglio, dai. Allora voi che dite, le mei si da o trema? Le mei si da che trema. E questo è il proverbio di oggi, ovvero è meglio sudare, avere caldo, piuttosto che tremare, ovvero patire il freddo. È dedicato alle persone che soffrono magari momenti, estati di indigenza. Poi, decidete voi se preferite l'estate, l'inverno. A noi va tutto bene. Grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima.